Manca veramente poco a ripetere la scalata di 10 anni fa, completare un percorso lungo, fatto di sacrifici, probabilmente gli ultimi 90 minuti prima della spensieratezza. Amici di Localcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Comunale di Bagheria, provincia di Palermo, Aspra Empedoclina, 19ª giornata di prima categoria siciliana, girone B. Empedoclina quart'ultima in classifica con un buon distacco dalla zona playout. Occhio a Marguglio che guarda in mezzo, cross basso, arriva il destro alto da parte di Tomasello, a cercare anche Paolo D'Amico. Paolo D'Amico in avanti, colpo di testa di Tomasello che si è buttato, c'è Gio da solo, Gio col destro anche lui alto. Ci sarà l'appoggio per la conclusione, la fuori di Pontini, pallone scorre fuori. Palazzo in avanti, Lococo a terra dopo il fallo di Pontini, c'è il cartellino giallo. Gio a puntare Donato, ancora Tomasello, lancio profondo verso lo stacco di Paolo D'Amico e questa esce fuori di poco. Punizione per l'Empedoclina con Donato, battuta corta, occhio allo Presti, calcia da fuori col sinistro, esce fuori in 4, in barriera, parte Palazzo verso la porta, Pullara in due tempi. Lococo, la girata, può andare a calciare Pullara. Il passaggio per Immesi, Palazzo in avanti, Lococo cerca l'appoggio per Roccaforte e poi si gira Lococo. Palazzo, fuori di poco. Va avanti Baldarelli, la gamba di Immesi all'indietro, Baldarelli resiste. In avanti Lopresti calcia da fuori d'amore, allunga il braccio e salva la porta dell'Aspra. Roccaforte, Immesi a terra dopo il contrasto, va giù anche Lococo. L'arbitro esce il cartellino giallo ai danni di Pontini, c'è l'espulsione. Empedoclina in 10. Marguglio, il pallone per Immesi, si libera Gio, cross in mezzo, il tacco di Lococo sul secondo palo, pallone che va sul fondo. Palazzo può puntare, c'è il traversone basso, tacco involontario di Paolo D'Amico. Gaio, potrebbe esserci lo scambio con Lococo, il pallone per Marguglio, sinistro che sfila fuori. Marguglio, altro sinistro, traversa. Adesso pallone in mezzo, colpo di testa. Il gol dell'Aspra con il subentrato Giovanni D'Amico, 1-0. Gaio allarga da Giovanni D'Amico che va con il tackle, traversone di Gaio, Lococo finisce giù ma si rimane in gioco Immesi, deviazione, la rete di Immesi, anche lui a segno con qualche fortuna in più. C'è il raddoppio dell'Aspra con Giuseppe Immesi, secondo gol in campionato. Nuova rimessa, ma c'è il triplice fischio. L'Aspra dopo 11 anni ritorna in promozione, batte l'Empedoclina 2-0 e adesso in campo può liberare tutta la gioia con queste magliette speciali.